Lampedusa si è svolta una fiaccolata per Domenico, il bambino di 4 anni vittima di un'infezione da enterococco che sarebbe stata contratta in ospedale. La madre, Ambra Cucina, anche se residente a Catania, è originaria di Lampedusa. Gaetano Ravanà. Lampedusa si è fermata ieri sera per la fiaccolata silenziosa organizzata dalla cittadinanza per omaggiare il piccolo Domenico, il bimbo di 4 anni vittima di un presunto caso di malasanità. Un corteo numerosissimo, presenti anche diversi turisti che in questo momento si stanno godendo una vacanza sull'isola. Il corteo è partito da Piazza Castello per raggiungere la Chiesa Madre. Presenti tanti bambini, a capo del corteo il sindaco Filippo Mannino e il parroco Don Salvatore Piazza. Ma sentiamo il primo cittadino. Diventa ancora più difficile, quasi insopportabile, non si riesce proprio a giustificare quando ad andare via sia un bambino. È un dolore troppo forte, sia per la nostra comunità sia per la famiglia. Quello che mi sento di dire è noi ci siamo messi a disposizione appunto della famiglia, e prima di farlo come amministrazione, come sindaco, l'ho fatto a nome della comunità, perché so che la comunità, di fronte a queste cose, la nostra comunità non si è mai tirata indietro. Per cui la preghiera che vi faccio è di stare vicino alla famiglia, di aiutarla e di pregare per il piccolo Domenico. Il parroco, Don Salvatore Piazza, nell'affidare l'anima di Domenico a Dio e dopo aver invitato la cittadinanza a stare vicino ai genitori del piccolo, ha letto una missiva della zia di Domenico, dove ha svelato il sogno del piccolo, sogno che purtroppo rimarrà tale, legato ai vigili del fuoco, ma in un certo senso quel suono è stato udito da lassù, dal piccolo. Ti avevo fatto una promessa, quella di realizzare il tuo sogno, di salire sul camion dei vigili del fuoco. Purtroppo non doveva trovarsi qui, ma sotto l'aereo per festeggiare il tuo ritorno. Ma non sempre va tutto per il verso giusto. Però ogni promessa è un debito. Ecco le tue, così tante desiderate sirene, suonare per te. Ciao, piccolo guerriero, Roberta Palmisano.